Ho fatto tante cose, ma mai una cupola. Realizzare una cupola, ho pensato al legno come materiale, però il legno ovviamente è un materiale che si presta a costruzioni di tipo rettilineo. Allora, diciamo la sostanza dell'idea è stata quella di realizzare, ecco qui è un po' deformato perché in effetti non è una forma circolare questa qui. Comunque si vede come praticamente unendo vari pezzi, diciamo ogni spicchio è formato da 3 elementi rettangolari tagliati in modo tale da avere un trapezio, accostati tra di loro, però sovrapposti sfalsandoli, in modo tale da avere la possibilità, incollandoli, di avere un unico pezzo. Chiaramente poi all'interno è stato tagliato questa centina, è stata tagliata secondo questa curva, che è poi la curva di raggio 1,50 m, per ottenere una semisfera da 3 metri. Sono state fatte 8 costole di questo tipo, quindi questa è la prima fase, la progettazione, diciamo. Sono state immaginate queste 8 costole che praticamente ovviamente sono incernierate nella parte superiore, quindi per potersi mantenere in piedi hanno bisogno di un anello di chiusura a livello della base. L'anello di chiusura poi è stato realizzato, ecco qui, con una corda di acciaio. Dopodiché questo è stato sollevato fino all'altezza di 1,30 m da terra. In realtà per entrare bisogna ovviamente chinare la testa per inserirsi qua sotto. Il problema però principale, questa è la base, diciamo gli elementi di base, che poi questi elementi che chiudono e legano la base, e poi c'è un anello di acciaio che stringe e serra la parte inferiore. Superiormente sono semplicemente collegati con delle barrette filettate tra di loro e delle viti semplicemente. Il problema è stato realizzare queste parti, gli spicchi che sono stati realizzati poi in vetroresina per riuscire a ottenere una forma di tipo, chiudo questo, a semisfera. Allora, ho alcune fotografie molto rapidamente, le faccio vedere, di settembre 2013, in cui si vede. Come si chiama? Ecco, questo è il montaggio provvisorio sul mio terrazzo, diciamo, avevo fatto un montaggio provvisorio della struttura. Questo che vedete è semplicemente uno spicchio in legno, completamente in legno, che mi è servito per fare da cassero per la vetroresina, forma per la vetroresina. E qui si vede qualche dettaglio, queste sono le cuciture superiormente. Vado molto rapidamente perché non è che vale la pena. Ecco, questo è un poco complicato questo spicchio, ma era solo uno che mi serviva per base. Ecco, questo è lo spicchio. Una volta terminato il legno l'ho dovuto, diciamo, stuccheggiare per avere una superficie più liscia possibile, perché poi quella che attualmente poi è la superficie interna del planetario è ovviamente liscia. E questo è uno degli spicchi in vetroresina appena realizzato. Questa è la forma dopo aver tolto la vetroresina, che molto spesso, diciamo, si rovinava e quindi bisognava ripristinarla. Ecco qua. Questo per quanto riguarda. Poi successivamente il lavoro è stato ripreso nell'agosto del 2004. Qua abbiamo un montaggio, abbiamo fotografato con la cupola della chiesa, qui proprio stiamo nella zona, questa zona qui, e qua si vede il Palazzo Reale, e qui c'è la cupola in vista. Ecco, questa è montata con tutti gli spicchi in vetroresina non ancora trattati. Primo montaggio. Questa invece è la struttura del basamento, e qui si vedono entrambi. Dopodiché chiaramente questa struttura doveva essere smontabile, perché chiaramente questa non esce più dalla porta, ovviamente, insomma la dovevo smontare e riportare nel suo luogo definitivo di utilizzo. Vabbè, queste sono alcune slide che mostrano i particolari.
Io penso che riguardo a questa è stata diciamo, la fase in cui ho lavorato io con l'aiuto dei miei figli quando avevano voglia, dopodiché praticamente c'è stata la fase del montaggio nella scuola, che adesso vi descriverà meglio Riccardo, che è stato presente e collaborativo insieme ad altri amici ecco, questa è quella famosa cinghia di acciaio, diciamo, che quel cavo di acciaio che serra la base, come vi dicevo prima. Va bene? E quindi puoi passare alla tua... Allora stacco un attimo qua. Sì, prego. Non puoi stare perché tanto io utilizzo ormai. Allora, l'operazione successiva è stata, dopo questo grossissimo lavoro fatto praticamente in casa, perché su un terrazzo, diciamo, del tempo perso, detto così sembra di voler sminuire, ecco la cosa, e quindi c'è stato poi il momento del trasporto alla scuola e il montaggio nella scuola, dove noi avevamo già previsto quale dovesse essere in effetti l'aula, grazie, come vi dicevo, alla disponibilità del professor Battimiello. Ecco, quindi sì, adesso un attimo dovrebbe partire la presentazione. L'istituto a Scampia, come vedete sullo sfondo ci sono una delle famigerate vele di Scampia. Qui vediamo la struttura del planetario a casa di D'Ambrosio, una fotografia che lui ha fatto dall'alto, si vede la cupola e si vede anche la struttura ottagonale sulla quale è poggiata la cupola. Successivamente qua vediamo il momento del trasferimento, abbiamo dovuto fittare un furgone per mettere tutte le centine e tutto il materiale, che è partito dall'Arenella per arrivare poi al Virgilio 4. E qui vediamo un momento dove, devo dire con tanta sincerità, con tanto sforzo ma anche con tanta allegria, e qua vediamo Umberto che sta proprio chiudendo la centina sulla parte superiore. E questa è una foto delle persone che avevano lavorato quel giorno. È molto bella perché fa vedere l'unione degli intenti di queste persone all'interno della struttura. Poi c'è stato il momento del dover dipingere gli spicchi, tutto questo è stato fatto a scuola, prima con una pittura di fondo colore bianco e poi il colore azzurro. Come vedete questi sono tutti quanti gli spicchi pronti ad essere asciugati, e questa è la struttura completamente realizzata della cupola. Però la cupola si doveva alzare e porre sul basamento. C'è un video di questa cosa che è stato molto grazioso, molto gradito, tra l'altro questo video a scuola, in cui tutti quanti noi, uno per la volta, io no perché ho la schiena che non mi consente di fare questi lavori, però poi alla fine, quando si è alzata a un'altezza tale, anch'io ho potuto dare la mia mano. E qui vediamo in questa fotografia Umberto al centro, giustamente, il nostro presidente, e il professor Battimiello della Virgilio 4. Qual è la situazione successiva? Sono state fatte le operazioni per poter dipingere l'interno della cupola. In questo caso, come vedete dalle date, abbiamo impiegato molto tempo, prima perché questo lavoro lo possiamo fare solo di sabato, e il sabato è anche la giornata alle quali le nostre famiglie, o per studio o per lavoro, dobbiamo dedicare, per cui c'è stato un certo rallentamento, e alla fine è stato completato il lavoro. Ed ora questa è la situazione attuale. La parte esterna ci saranno delle fotografie dell'ESO, abbiamo chiesto all'ESO un piccolo contributo, perché non è che costa molto, ma comunque perché saranno fotografie prese dal BST per onorare questo telescopio che è stato costruito qui a Napoli e che ora si trova all'osservatorio del Cile dell'ESO, e anche per un po' smitizzare il fatto che noi qui a Napoli ci dobbiamo ricordare solo per chi si uccide per la strada e per la monnezza, ma anche ci sono delle eccellenze, e questo planetario nel suo piccolo vuole sottolineare che siamo sicuramente fieri di queste eccellenze, in cui questo osservatorio ci sta gran parte delle persone che hanno lavorato al BST. Qua abbiamo un elenco delle cose ancora da fare, ma al di là del lavoro per le quali le persone chiaramente
hanno dato il loro contributo. Come Unione Astrofili Napoletani, visto che questo ancora una volta sottolineo è stata fatta tutta quanta a spese, tra l'altro per ora anticipate da Umberto, ma è in corso di avere la liquidazione di queste spese, ma voglio dire, senza entrare in questo che può sembrare poco elegante come argomento, però come si dice, senza soldi messe non se ne fanno, e neanche planetari. Per cui adesso siamo partiti con una raccolta fondi, chiediamo sia ai soci sia alle persone che vengono alle varie attività per poter dare un loro piccolo contributo, anche perché non ci serve una cifra particolarmente grande, siamo tra l'ordine tra i 1.000 e i 1.500 euro per completare l'opera, quindi non è una cifra tale da poterci fermare. E a che cosa servirà il planetario? Sarà chiaramente impiegato per le attività, come vi dicevo, di didattica dell'astronomia a Scampia, anche per le attività pubbliche. La nostra associazione si è fatta promotrice di un corso di approfondimento di astronomia, ma soprattutto d'uso del planetario, del proiettore, che è un proiettore analogico, quindi estremamente semplice. Proprio per questo più insegnanti saranno in grado di poterlo utilizzare per i loro studenti. Credo che possiamo fermarci qui. Se ci sono delle domande, Umberto ed io siamo ben lieti di poter rispondere. Grazie. Ci sono eventuali domande? Che tipo di proiettore è usato? Hai detto che è analogico? Sì, è un proiettore analogico, quindi è praticamente una sfera con tutta una serie di fori senza lenti, per cui è un proiettore che proietta direttamente il foro sulla superficie dell'interno del planetario. Però è uno strumento estremamente semplice, ma proprio perché è semplice è veramente di facile uso. Ha un motorario che consente di far ruotare le costellazioni e ha poi dei proiettori per ogni pianeta, per cui si possono mettere le posizioni dei pianeti e far vedere i pianeti, soprattutto per quanto riguarda il Sole, in maniera tale da dare la possibilità di evidenziare il sorgere e il tramonto del Sole sui vari orizzonti, sull'orizzonte est, a seconda del punto cardinale est, e durante tutto l'anno. E quindi una cosa che noi faremo, metteremo un orizzonte di Napoli ripreso dalla scuola, per cui a questo punto ci sarà anche la vela, diciamo, e quindi sarà molto bello, perché così gli studenti potranno visualizzare e identificare l'orizzonte per quello che loro vedono ogni giorno, che è la cosa secondo me più carina poi da questo punto di vista. La reazione, l'aria. Sì, no, all'interno ci sarà una ventola per la reazione. Con un motore? Sì, con un motore verrà utilizzato soprattutto prima e dopo la presentazione, anche perché le presentazioni per definizione non saranno lunghe, essendo dei bambini non possono stare oltre la mezz'ora, diventa difficile tenerli tra l'altro in un ambiente buio. Per curiosità, il proiettore dove è stato fornito? Il proiettore non è stato fornito, l'abbiamo trovato. Ci sono altre domande? Vabbè, penso che non ce ne sono. Vi ringraziamo ancora.